Grazie, buonasera a tutti, grazie anche di questo invito, grazie per creare queste occasioni di confronto, non hostis appunto, come ricordava Francesco Dalcò prima. Nel febbraio del 43, tra il 10 e il 15 febbraio, in occasione della seconda riunione del Comitato Tedesco Italiano per la cura delle tombe di guerra, che si tiene a Vienna, il capo della delegazione italiana, il generale Augusto Grassi, pone all'ordine del giorno dell'incontro una questione preliminare, ma molto delicata per il sentimento nazionale italiano, secondo le sue parole. In seguito all'accordo del 1936 tra l'Italia e la Germania per la costruzione di cimiteri per i caduti germanici in Italia, afferma il generale che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, l'organizzazione, poi ne parleremo, che si occupa di questa attività, aveva chiesto di predisporre una degna sepoltura per circa 3.000 soldati caduti, ma inspiegabilmente, osserva il generale, ha realizzato 5 magnifici monumenti, dei quali almeno 3 in luoghi che ricordano agli italiani dolorosi eventi militari. Infatti, Tolmino rappresenta il monumento alla vittoria tedesca austriaca del 17, novembre 17, Pinzano lo sfondamento della linea del tagliamento e il Quero quello dell'eventuale occupazione della sponda del Piave. Soltanto il cimitero di Feltre e il monumento memoriale di Pordoi sembrano non sottendere significati ostili agli italiani nei confronti dell'Italia, anche se, osserva Grassi, Pordoi più che un monumento è una vera e propria fortezza. Alla data del 43, in effetti, sono diversi i Tottenburg Deutscher Helden eretti dal VDK, in particolare lungo il fronte orientale del Terzo Reich. Si parte, non l'ho messo qua, da Kiel, sul Mar Baltico, con un monumento dedicato ai sommergibilisti, poi si scende nell'attuale territorio della Polonia, a Waldenburg, poi ad Annaberg, dove il memoriale era dedicato ai Freikorps, ai corpi franchi, poi a Petrisoru in Romania, non c'è immagine di questo memoriale, e poi ancora si scende con i memoriali di Bitoli e di Gradsko nella ex Repubblica, nella ex Jugoslavia, e oggi uno non più esistente, Gradsko, ma Bitoli ancora esistente nel territorio della Macedonia. Si tratta, come scriveva nel 1940, nel gennaio del 1940, sulla rivista del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wilhelm Konrad Gomol, di una guardia eterna, di una vera e propria catena, un anello di monumenti che circondano, insieme ai monumenti che vengono costruiti, che erano stati costruiti anche se con altre caratteristiche sul fronte occidentale, nei fronti di cui abbiamo appena avuto un ricordo, una catena, un anello di monumenti che circondano il Reich. Di queste opere e di altre, circa 1 migliaio, poco meno di 1 migliaio, votate al culto dei caduti, dei soldati germanici nella prima e poi anche nella seconda guerra mondiale, il principale, l'unico anzi, principale, non l'unico, committente e artefice è il VDK, il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, letteralmente l'associazione popolare tedesca per le cura delle tombe di guerra, il Kriegsgräberfürsorge. È un'associazione nata a Berlino tra il novembre e il dicembre del 19 come un'associazione di privati cittadini, il cui compito, la cui missione è appunto quella delle cura delle tombe di guerra. È un'attività questa che è regolata dagli articoli 225 e 226 del Trattato di Versailles, che pongono dei limiti molto precisi alla Germania sconfitta, che rispetto all'impegno che può, anzi che non può, almeno fino alla metà degli anni '20, dispiegare per la realizzazione di monumenti
commemorativi sui luoghi di sepoltura. L'ispiratore e la guida della VDK è Siegfried Emmo Eulen, che vedete nelle immagini in basso, alla destra di Hitler, alla sinistra di Hitler, alla destra è invece l'architetto Robert Tischler, che diventerà dal 1926 fino al 1959, data della morte dell'architetto, il responsabile dell'ufficio costruzioni del VDK, firmando circa 400 cimiteri e monumenti in tutto, in 48 paesi dove sono tuttora ospitati. La struttura del Volksbund è una struttura che cresce, come vedete, progressivamente nel corso degli anni, sino a diventare un'associazione perfettamente organica, sottomessa al Führerprinzip, nel momento in cui dal dicembre 1900, cioè dal 33, non dal dicembre 33, il nazismo va al potere. Tuttavia, l'attività del Volksbund comincia da lontano, comincia immediatamente dopo la sua fondazione nel 19 e sino alla metà degli anni 20 circa è votata al censimento e all'identificazione dei caduti, soprattutto, ma non solo, sul fronte occidentale. Circa del 1.800.000 caduti tedeschi, militari, soldati tedeschi che venivano ricordati prima, i nomi del grande arco hitleriano, quasi 1.900.000 sono lungo il fronte occidentale. E poi altri, c'è un lungo processo di identificazione, appunto, che è preliminare, diciamo così, poi ad un'operazione che inizia alla metà degli anni 20, dopo la metà degli anni 20, come autonoma costruzione di luoghi di sepoltura. E a questa data, 1926, che Emmo von Eulen decide di fondare l'ufficio costruzioni, il Bauleitung del VDK con sede a Monaco, e chiama a dirigerlo Robert Tischler, una figura di architetto sconosciuta anche ai manuali della storia dell'architettura, anche dai nostri colleghi tedeschi. Si sa che aveva una formazione di Garten Architect, aveva fatto studi di botanica, ci sono poche righe dedicate a lui nel Vollmer, diciamo, nei volumi di biografie. Lui muore nel 59 e praticamente è una figura al quale direttamente durante la sua attività non vengono ascritti in nessun progetto, per motivi che poi proverò a dire. I primi cimiteri germanici, questo è un aspetto l'aspetto interessante da cui vorrei cominciare a ragionare, sono caratterizzati dall'assoluta semplicità ed economicità, ma le due cose non si condizionano reciprocamente. Le croci, quando vengono, non nell'immagine di sinistra, ma quando vengono disposte nei campi, sono tutte uguali, sono in legno duro, sono molto grezze, sono circondate da alberi, da arbusti. All'inizio vengono scelte le piante della grande tradizione germanica. Ci sono pochissimi, scusate, queste immagini qua. Ecco, il cimitero di Dompierre già nel marzo 32 è un tipo che si ripete a partire dal 26-27, un recinto dove l'attenzione è quella ai percorsi interni, alla disposizione delle croci nel prato e alla piantumazione di, in genere, essenze selvatiche, anche di facile manutenzione, ma soprattutto che si differenziano, che vogliono differenziarsi da quelli che vengono criticati sulla rivista del VDK come gli eccessi, la pretenziosità, la monumentalità. Il cimitero americano di Romagne-sur-Montfaucon viene chiamato
Dollarsfriedhof, cioè un cimitero dei soldi, dei dollari, per la sua imponenza, per la sua ostentazione anche di materiali pregiati. Inoltre in diversi articoli che vengono pubblicati sulla rivista, a cura in generale di un signore che si chiamava Franz Hallbaum, che era un critico d'arte ma era anche presidente della Deutsche Gesellschaft Gartenkunst, c'è un articolo in cui è dedicato alla natura e alla forma dei cimiteri militari germanici, dove vengono esplicitamente richiamati i termini soliti, perenni della contrapposizione tra cultura e civilizzazione, no? Dove si ritiene un atto che solo un popolo civilizzato può fare, che è quello di ingentilire con fiori colorati un luogo invece severo e che deve esprimere la massima sacralità, perché lì sono caduti soldati per la loro patria. Noi tedeschi, scrive Hallbaum, progettiamo i nostri cimiteri principalmente con materiale naturale, dove questo termine significa molte cose diverse. Il nostro scopo è creare una temperie che si può tradurre con un termine proprio, che è ein Stück Heimat in fremder Herde, un lembo di patria natale nella terra straniera. Queste sono le immagini che alcune immagini che sino all'inizio degli anni 30 caratterizzano dunque i cimiteri germanici. Si tratta di, per esempio, rivisitare, ma in maniera moderna potremmo dire, no? Episodi della tradizione, come per esempio le tombe megalitiche che stanno nelle foreste germaniche, non stanno solo nelle foreste germaniche evidentemente, e infatti è una rivisitazione, diciamo così, che non è mai quella che troviamo in questi progetti, una citazione vera e propria, no? È sempre un'elaborazione di una serie di temi dove acquista sempre più importanza quello che vedete in basso a destra, cioè quest'idea della recinzione, del carattere di buona costruzione, no? Del magistero costruttivo, e soprattutto dentro una dimensione generale che è questa di cimiteri nel verde. Diciamola così. Marco De Michelis, molti anni fa, ma poi non solo lui, nel suo testo, nel libro, quello dedicato alla Grande Guerra di Zadra e Leoni, un testo straordinario, ricco e denso, ancora oggi importante, ricordava che già durante la guerra, come reazione al proliferare di monumenti eccessivamente monumentali, scusatemi, si cominciava a discutere in Germania del problema delle sepolture dei soldati dei caduti nel verde, e citava giustamente, non è il solo, ma l'Eberek Migge, che ha un ruolo importantissimo anche poi negli anni '20 nella collaborazione con gli architetti dei radicali tedeschi, e che realizza in particolare il cimitero della Marina di Wilhelmshaven, poi un cimitero che verrà ereditato dal VDK, ma anche progetti come quello del Parco della Gioventù di Berlino, dove prevede una Siedlung per Reduci, no? Il tema, potremmo dire, della riforma della vita e il tema, diciamo così, dell'opposizione di una ritrovata identità nella cultura, in opposizione allo sradicamento della civilizzazione che la guerra, diciamo così, porta. Quanto queste esperienze siano meditate, conosciute e anche meditate da Tischler, nessuno, neanche i miei colleghi che stanno studiando questa cosa in Germania, ancora sono in grado di dirlo. Per noi è più interessante osservare come il concetto di Heimat in fremder Erde viene progressivamente ampliato e si arricchisca di significati tra la fine degli anni '20 e la fine degli anni '30, accogliendo espressioni di questo tipo, espressioni di un magistero costruttivo e artistico per rendere solidi e ben eseguiti muri che definiscono i recinti, straordinarie esempi di archigrafia
che richiamano, come dire, che ornano i luoghi, e un altro aspetto ancora più interessante è questo un grandissimo lavoro di artigianato artistico nel campo del ferro battuto. Il ruolo del Central Bauleitung, questa organizzazione che viene diretta da Tischler e che lavora a Monaco, è straordinariamente importante perché Tischler coordina disegnatori, architetti, disegnatori, artisti, artigiani che lavorano fianco a fianco alla realizzazione di un'opera d'arte totale. Il termine che si può usare è quello delle antiche Dombauhütten, no? Peraltro quasi mai firmano, o meglio Tischler non firmava mai i suoi lavori, qualche volta gli artisti sì. Ora, un'opera d'arte totale, un Gesamtkunstwerk, è l'espressione di un'intera comunità e a ciò corrisponde pienamente ciò che il Volksbund vuole essere, cioè il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge è il Bund del Deutsches Volk. Quindi questo tema proprio dell'espressione di un folk, della sua identità, della sua unità, che passa attraverso la costruzione di questi luoghi. Tra parentesi possiamo ricordare che una analoga Gesamtkunstwerk era quella a cui tendeva il Bauhaus di Weimar, diretto da Gropius, nello stesso momento. Chiusa la parentesi, giusto per renderci conto di dove siamo. Di tutto ciò che ho detto in maniera molto schematica, è una prova molto eloquente, secondo me, l'assetto definitivo conferito nel 1932 al cimitero di Langemarck nelle Fiandre, che è, come noto, il cimitero forse più simbolico, ancora più di quelli della Somme, del fronte occidentale, il cimitero della prima grande battaglia dei giovani volontari, è il cimitero dove Hitler sostiene di essere stato, cioè è il campo di battaglia dove Hitler sostiene di aver partecipato come capolare, eccetera. Ed è il primo luogo in cui noi vediamo realizzato un piccolo Tottenburg, questa specie di piccola cappella all'ingresso del cimitero, questa. Si entra per questo portale massiccio, quasi megalitico, si trova dentro una sala d'onore foderata con tavole di quercia con incisi i nomi di 6.253 soldati, poi si esce fuori e lo spazio esterno è diviso dal campo di sepoltura vero e proprio ed in un luogo molto particolare che viene chiamato Ehrenraum, una sorta di spazio monumentale, spazio d'onore, circondato esternamente da un fossato dove tutto è organizzato intorno alla traccia di un'antica trincea e alla permanenza di 3 casamatte che vengono rivestite, diciamo così, di materiale e diventano parte di un disegno di questo spazio secondo un andamento, vedete, irregolare, scandito, questo percorso scandito da una serrata sequenza di aree votive. Nello spazio d'onore, lo spazio d'onore si riappropria simbolicamente del luogo delle battaglie, la scena del sacrificio dei soldati. Un'anticipazione in un certo senso di ciò che verrà espresso di qui a poco attraverso i Tottenburg. Nel dicembre 1933 e poi nel marzo-aprile 1934 il VDK presenta in una mostra a Berlino una serie di lavori passati, 7 anni e futuri. Alcuni progetti nuovi sono quelli di destra, un progetto di un vero e proprio Tottenburg, quello di Bitoli che poi verrà costruito, un primo progetto per il mausoleo di Quero e un progetto che poi verrà anche realizzato in parallelo a Bitoli per il memoriale a Nazareth in Palestina. Discutere su quali sono i riferimenti per questo tipo di costruzioni ci porterebbe lontanissimi e non penso che non abbiamo questo tempo. Certamente è lecito da un lato chiedersi se, anche se i progetti,
perché i progetti sono leggermente spostati. Bitoli è un progetto del 29, poi va in costruzione dopo il 32. Tannenberg, la fortezza eretta per von Hindenburg, dove poi von Hindenburg verrà tumulato, è un progetto del 24-29. Nel 32 c'è il progetto di Kreis per il monumento al Reich a Bad Berga. Ci sono 1820 concorrenti a questo concorso in 2 fasi e Kreis lo vince con un edificio che è molto più semplice di quello che lui di solito faceva. Per esempio, questo è il primo progetto per il memoriale a Bismarck nell'11 a Bingen, quello dove partecipa anche Mies, Gropius, eccetera, che è una rielaborazione proprio nel costume di Kreis di alcune architetture germaniche di riferimento, come vedete una specie di crasi tra il mausoleo di Teodorico e il Castel del Monte Federiciano in Puglia. È del resto vero che questi stessi riferimenti, Lago Pesole, Teodorico e Castel del Monte, eccetera, sono evocati lo vedete anche nell'immagine di destra, dove le 2 immagini di destra in basso, Lago Pesole e Quero, sono evocati anche dalla rivista del Volksbund, ma come modelli, questo mi sembra molto interessante, di insediamento, non di architettura, di insediamento come modelli di architetture dell'alveo della cultura germanica, ma anche come modelli di dominio del territorio, di insediamenti che dominano. Quanti minuti ho? 5? 1 minuto? Bene. 2, 3. Bene, allora questa era una premessa e non vado più avanti se non facendovi vedere gli edifici italiani. Il monumento, il cimitero di Feltre. Bisognerebbe dire per esempio qui che le croci che vengono poste nel 38, prima dell'inaugurazione del 39, sono in porfido rosso scuro, sono senza nome, perché c'è una tavola di quercia con i nomi di tutti, di pietra in questo caso, con i nomi di tutti i caduti, e viene piantato del sedo, il carciofo selvatico, perché fa dei fiori rosa pallido, uniformi, che stanno bene, diciamo così, si accordano, ma senza troppo ingentilirli, con il colore del porfido delle pietre. A Tolmino e a Quero, che sono 2 progetti realizzati in contemporanea, gli edifici sono molto ben studiati sia come articolazione, come composizione, come sistema dei percorsi dall'ingresso, qui vedete, qui questo è il campo della sepoltura comune, poi c'è questa specie di trincea, poi si va al memoriale. Quero è ancora più complicato, l'ingresso, il vestibolo, la sala d'onore, la trincea e la terrazza, e sono delle piccole fortezze. E anche hanno, diciamo così, tutta una serie di questioni, di aspetti legati alla scelta del materiale, al tipo di rapporto stabilito col paesaggio. Questa è la valle il fiume dell'Isonzo, dove c'è stata la battaglia, dove i morti giacevano prima in basso su un cimitero provvisorio. Questo è un Karabinerschlosser, è un cancello fatto con gli otturatori e le canne dei fucili Mauser, e all'interno le immagini la qualità appunto artistica, diciamo così, che abbiamo visto, l'espressione di magistero artistico che abbiamo visto negli altri esempi. Vi mostro velocemente Quero in una vista aerea che domina veramente in maniera, ma non con la sua dimensione, per la sua collocazione, per le sue caratteristiche, il paesaggio. La sua posizione viene scelta perché sul Col Maor c'era una postazione, una casamatta in cemento armato della Prima Guerra Mondiale, che viene inglobata, come si vedeva dalla pianta, anche se un po' ruotata, nel progetto generale del complesso. L'arrivo, bisogna passare per la casa del custode, poi si sale la collina, si trova una parete di porfido completamente cieca, bisogna girare intorno, si gira intorno da questa parte, poi si trova infine l'ingresso. Gli ingressi sono sempre molto stretti, molto chiusi,
E dentro la pianta chiarisce come dire, tutte le caratteristiche di questi luoghi, l'ingresso, il vestibolo lungo con in fondo un bassorilievo con San Giorgio che poi dopo la seconda guerra viene tirato via, c'è una croce, e si esce di nuovo dal vestibolo, si esce di nuovo all'aperto. Questa è la tomba e il campo di sepoltura comune. Il percorso in trincea che impedisce la visione, perché il muro è più alto, impedisce la visione al di là del profilo del muro, si può arrivare a vedere la vallata prima entrando dentro la casamatta ringlobata e poi alla fine del percorso salendo sulla terrazza. In basso a sinistra un modello in scala 1:1 dell'ipotesi di decorazione dell'interno, che poi viene cambiata e viene fatta con mosaici, con 12 figure di soldati, 4 per ogni lato, non a caso 12, e alcuni dettagli appunto di nuovo dei materiali. Ho finito, giuro, chiedo scusa. Due ultime vicende abbastanza sconcertanti, cioè due grandi progetti di mausolei che compiono un salto di scala, anche dimensionale, perché vengono concepiti dopo, forse prima del 38, ma sostanzialmente diventano cosa concreta tutte e due dopo l'Anschluss, e quindi il progetto in questo caso la visione è quella di ospitare migliaia, centinaia di migliaia di soldati, non solo tedeschi, perché ormai ci sono rimasti forse centinaio non ancora sepolti provvisoriamente sul territorio italiano, ma soprattutto quelli austro-ungarici. E quindi in un'ottica pangermanica, con alcune verifiche, per esempio nel caso di Pinzano, un modello al vero realizzato in scala 1:1 sul Colle nel 1938. Nel caso di Pordoi invece una vicenda diversa, perché questo mausoleo la costruzione si interrompe nel 1943 e poi viene ripresa nel 1956 dopo l'accordo firmato tra Italia e Germania sulla sepolture delle tombe di guerra, e viene completato, inaugurato nel 1959 insieme ad altri 5 cimiteri germanici in Italia, tra cui Merano, Costermano, Pomezia, e poi dopo gli altri invece sono dei primi anni 60, come Cassino, La Futa del 62 e così via. La storia di Pinzano, questa è l'ultima immagine, me ne vado e chiudo, è più accidentata. I lavori di questo mausoleo, che è rimasto incompiuto, sono avviati nel 1939. La costruzione è completata al grezzo tra il 1941 e il 1942. L'opera è veramente imponente, ma è anche molto articolata. È lunga complessivamente 165 metri e ha una sorta di arena in alto con l'ingresso, poi si scende il corpo centrale, che non è un corpo in elevazione, è la vasca delle sepolture, e poi c'è la fortezza con i 4 torri, la corte interna a cielo aperto, il luogo, diciamo, gli spazi d'onore e così via. Materiali, grandi lasti di pietra, materiali monolitici, eccetera. Una vera e propria fortezza, infatti usata come postazione militare dopo il 1943 dai germanici, dai soldati tedeschi. Poi nel 1944 viene colpita da una bomba della RAF che distrugge le torri affacciate verso la vasca, e poi dopo viene abbandonata ed è tuttora una rovina. C'è una storia un pochino più complicata. Diciamo che la condizione di abbandono e di rovina è una condizione, certo quella dettata dalla guerra, ma che forse trova un innesco dal punto in cui siamo partiti. Il generale Grassi, quando discuteva con le sue controparti tedesche a Vienna, proponeva, come per riparazione a questa attività costruttiva del Volksbund, che Pinzano, che non era ancora funzionante, fosse o ceduto all'Italia, che poteva seppellirci i propri fanti valorosi, oppure
fosse destinata ad accogliere i soldati italiani e i soldati tedeschi caduti combattendo spalla a spalla nella guerra in corso. Un'idea, questa del monumento comune, abbastanza inedita in realtà, che sembrerebbe, da un appunto che ho trovato nell'archivio del Volksbund, perdurare nel dopoguerra negli ambienti governativi italiani nei primi anni 50, laddove c'era stata l'offerta, nel caso fosse stata accettata questa proposta del governo italiano, di riparare i danni e poi di usare questo come monumento memoriale comune. È una questione in realtà che non ho avuto modo di approfondire negli archivi italiani, che mi piacerebbe farlo. Mi viene però da pensare che se quest'idea fosse stata esplorata allora, negli anni 50, con maggiore determinazione, forse la concezione e la realizzazione dei cimiteri dedicati ai soldati delle diverse nazioni già da allora avrebbe potuto essere un pochino diversa. Grazie. Allora, grazie a Marco Mulazzani, poi lasciamo per le domande tutto alla fine. Chiamo qui a parlare Carolina García Esteves della Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona, l'ETSAB, che è architetto, è dottore di ricerca in storia dell'architettura, professore associato di storia dell'arte e dell'architettura alla Scuola di Architettura di Barcellona dal 2005. Ha pubblicato diversi saggi sull'arte e l'architettura del XIX e del XX secolo e insegna ora teoria e storia dell'architettura all'Università di Gerona. Ha insegnato sia all'Università di Gerona che allo IED di Barcellona e ora coordina una scuola di specializzazione in teoria e storia dell'architettura sempre a Barcellona, ma all'Università Internazionale Menéndez Pelayo di Barcellona. Oggi ci parla di un grande progetto della costruzione della Valle dei Caduti 1940-1958, che tra tutti gli interventi che vengono promossi dal generale Franco è in onore appunto in nome dei caduti della guerra civile spagnola, è quello che maggiormente rappresenta le aspirazioni del regime di consacrare un nuovo stile architettonico. I riferimenti sono ovviamente alla tradizione castigliana e Carolina García Esteves ci parlerà proprio di questo grande progetto dal concorso alla costruzione. Il suo intervento dal titolo La morte ebbe un prezzo sulla costruzione della Valle dei Caduti in Spagna 1940-1957. Grazie.